Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato in questo nuovo video per farvi vedere con quali dispositivi nerdo e soprattutto mi è arrivato questo nuovo dispositivo con cui potrò nerdare con l'altro account. Perciò, ragazzi, sigla! Ok, mi state già dando del malato mentale ed effettivamente un po' lo sono. Allora ragazzi, faccio questo video per farvi vedere su quali dispositivi nerdo. Allora, praticamente qua abbiamo un Xiaomi Redmi, sì, un Xiaomi Mi Pad 2. Praticamente questo me lo sono fatto mandare da poco da Banggood, perché praticamente quando uscivo avevo bisogno di un dispositivo per stare online a giocare. Avevo l'iPad Air 2, però era un po' troppo grande, perciò mi era molto scomodo muovermi. E invece il mio telefono è un bel telefono e anche ha un bello schermo bello grande, però ragazzi sinceramente preferisco giocare, fare sessione su un tablet che su un telefono. Con un telefono veramente diventi miope. Invece questo è un altro mio dispositivo, questo qua è il mio vecchio iPhone 5. Lo usavo tempo fa per nerdare, veramente un buonissimo dispositivo anche ora, anche perché è un iOS 7 se non mi sbaglio, perciò non l'ho ancora aggiornato, è veramente fluidissimo, tutto scialla. Invece questo è il telefono vecchio di mio papà, è il suo vecchio 4S. Questo sembra un altro dispositivo con cui nerdo. Ora mi state chiedendo, Kai, perché nerdi come una troia con tutti questi dispositivi? Per il semplice fatto che durante le mie scalate ho bisogno di dispositivi di supporto. Senza dispositivi di supporto è veramente difficile salire. Cosa intendo per dispositivi di supporto? Praticamente quando io sono in sessione ho bisogno di un altro account dove ho un gigante, tipo anche un golem. Oh mio Dio, che cazzo, sembrava che esplodeva. Disattiva suoni. Praticamente uso altri dispositivi per autodonnarmi, perché è probabile che alle 3 di mattina, quando faccio sessione, non ci sia tanta gente online, soprattutto nel mio clan, che anzi in questo periodo c'è tanta gente che sta facendo sessione, però nel periodo di quest'estate c'era poca gente, perciò mi sono fatto un po' di dispositivi di supporto e eccomi qua il mio set da nerding a estremo. Due parole in più per questo Mi Pad 2 che mi sono fatto inviare da poco da Banggood. Allora ragazzi, questo è veramente secondo me il tablet perfetto per chi vuole giocare a Clash anche fuori e non vuole spendere veramente un bordello. Costa neanche tantissimo, 200 euro. Allora ho scelto questo proprio perché per le sue dimensioni non costa tanto, è un buon tablet e soprattutto ragazzi la comodità. Questo qua ci sta giusto dentro a una papire, perciò veramente perfetto. L'Air 2 è il tablet perfetto per fare delle sessioni lunghe. Se dovete uscire con l'Air 2, aia, la gente vi prenderà per pazzi, perché voi camminate, cioè avete sto Air 2 gigante, vi guardano male. Provate a pensare uscire con iPad Pro. Invece sì, si può nerdare anche su questo Xiaomi Redmi Note 3, però diciamo che non mi piace tanto giocare su un telefono perché rischio di diventare miope e non ho voglia di diventare miope. Oh mio Dio, l'iPhone 4 qua si è spento. Monello. Ok, guardate pure il codice del mio papà che mette sti codici da ACAB. Allora, qua abbiamo il mio iPhone 5, veramente il miglior telefono che ho mai avuto. Questo qua è bello, però l'iPhone 5 è un iPhone 5. Io in questo momento sto aspettando l'iPhone 7, perciò vabbè. Questo penso di aver detto tutto. Ah sì, devo ringraziare un'altra volta Banggood per avermi inviato questo dispositivo. Lascio Giada, ecco, questa era il Giada che mi rompe i coglioni. Sta facendo i compiti in camera mia perché non so fare un cazzo. Sei una zozza Giada. Vabbè, ringrazio un'altra volta Banggood per avermi inviato, perciò grazie a Banggood continuerò con le mie sessioni da nerding. Vi lascio il link anche sotto in descrizione di questo dispositivo qua. E questo era il mio setup da nerding e vabbè. Ditemi nei commenti se volete vedermi, qua suona male, vedere anche il mio setup per fare video. È bruttissimo in realtà ragazzi. Beh, ditemelo sotto nei commenti se volete che vi esca il mio setup da editing. E questo era tutto, e dai miei 5 dispositivi è tutto. Ragazzi, lasciate un like e un commento, e nei commenti datemi pure del nerd, perché effettivamente un po' lo sono. Ah, comunque ho ancora una vita sociale.